Inizierà ufficialmente il 6 ottobre l'edizione autunnale di SUNS, Festival delle Lingue Minorizzate. Un concerto in cui saranno ospiti gruppi che arrivano da tutta Europa, dalle isole Feriar fino al Paese Basco, dalla Catalogna fino chiaramente al Friuli, passando per il Galles e altre comunità europee che arricchiranno non solo il palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ma crediamo più in generale anche la scena artistica locale, aiutando la contaminazione portata da musiche differenti e da lingue differenti. E all'interno, tra l'altro, come ospiti speciali avremo gli FLK, un gruppo che ha fatto la storia della musica moderna in friulano. L'Arlef ha creduto fin dall'inizio, difatti questo è il 15° anno che sosteniamo questa manifestazione che permette di portare il Friuli in Europa e l'Europa in Friuli e soprattutto le lingue minoritarie europee che costituiscono uno degli assi fondanti della diversità culturale. La nostra è una regione che da sempre storicamente ha visto la compresenza di identità differenti e tra l'altro la nostra è una regione di confine e quindi la visione culturale futura non può che essere una cultura di frontiera e la musica sa viaggiare anche senza oltre i confini ed è uno dei temi che la nostra cultura dovrebbe esplorare per il futuro, quindi ben vengano iniziative come queste.